Gadoni è un paese di 850 abitanti, situato nella Barbagia di Bellevue. Per tanti anni è stato uno dei pochi comuni in provincia di Nuoro a essere un paese industriale, fino a quando avevamo la miniera di rame di Fontana Raminosa. Poi dalla fine degli anni '80, cessando l'attività, praticamente siamo tornati ad attività tradizionali. Ja mi gioco sul mio letto alle 4 Santos. E io adoro 4 Santos. 4 Santos c'è Don Taddeo, Giovanni Luca e Marco Matteo. Noi cerchiamo sempre di cercare di arricchire molto il centro storico, organizzando dei musei momentanei a tema, intervallati poi da espositori che vogliono esporre i loro prodotti, che naturalmente devono essere comunque prodotti legati alla tradizione sarda, gadonese o perlomeno dell'area Barbagia, della zona. Da diversi anni ormai abbiamo un appuntamento fisso che abbiamo, intitolato Viaggio nella tradizione. Sarà dedicato appunto questo incontro del Viaggio nella tradizione ai 40 anni del gruppo folk che esordì in quella 4 dicembre Santa Barbara del 1974. Viaggio nella tradizione, proprio per cercare di riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro passato. E quindi mi riferisco ai sfraccheras, mi riferisco alla riscoperta della maschera tipica tradizionale Maimoni e Grastula. Quest'anno sarà la terza mostra dedicata a Francesco Antonio Brucu. Francesco Antonio Brucu era un gadonese nato agli inizi del 1800. Lui riuscì con il suo ingegno a realizzare una sorta di pistola che sparava 4 colpi. Colt non fece altro che mozzare quelle canne, farne un tamburo e utilizzare una sola canna. I sfraccheras è un'antica tradizione che ricadeva tra l'1 e il 2 novembre, durante la festa dei Turini Santi e dei Morti. Ecco, Gadoni ha questa particolarità dei sfraccheras. Che cosa sono? Sono praticamente delle fascine di asfodelo, come fiore dei morti, anche di 4 o 5 metri, accese la notte e portate in spalla da dei ragazzi lungo le vie del paese per scacciare le anime cattive e far arrivare solamente quelle buone che poi dovevano tornare nelle case a cenare. Moi filho meu estimao, non siamo lirino gigrocao, bianca Denisa gara, comida mia acabada. Allora lì i piatti pronti, le tavole apparecchiate per i morti che tornavano, eccetera. Queste fraccheras è una particolarità che è solo a Gadoni e la stiamo riproponendo sia per Autunno in Barbagia, ma soprattutto la stiamo riproponendo nella sua scadenza naturale, che era il 2 novembre.